Rieccoci, Primus Inter Pares, l'appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, vi ricordo che siamo in diretta sulla pagina Facebook, a ogni rientro della pubblicità ci autopubblicizziamo, vedete meno 11 giorni al voto e ovviamente poi parleremo anche di questo, il tema l'avete visto, siamo alla canna del gas e tutti gli ospiti e gli opinionisti e le persone che addetti ai lavori hanno confermato che davvero siamo alla canna del gas. Allora andiamo a vedere l'Europa, cosa fa l'Europa per tutto questo, andiamo a sentire quello che è successo proprio in un filmato fresco di ieri, ascoltiamo. Tra le ipotesi allo studio della Commissione europea per ridurre i prezzi dell'energia c'è anche quella di un tetto al prezzo del gas. Ma il price cap resta un tema molto controverso che divide i paesi dell'Unione. Penso che dal punto di vista del mercato il price cap rappresenti la misura più difficile da attuare. E abbiamo bisogno di un po' più di tempo per approfondire l'impatto che avrebbe. Punto cruciale del dibattito è decidere se applicare il tetto solo al prezzo del gas proveniente dalla Russia o a tutto quello importato nell'Unione Europea. Nel primo caso il rischio principale è un'interruzione totale delle forniture, ritorsione già promessa dal presidente russo Vladimir Putin. Si potrebbe obiettare che la Russia ha già tagliato molte delle sue forniture all'Europa, visto che i flussi sono scesi da 400 milioni di metri cubi al giorno a 80 milioni di metri cubi al giorno. Ma in realtà è importante tenere presente che nel 2022, nel suo complesso, abbiamo importato ancora molto gas russo e abbiamo usato proprio il gas russo per riempire i depositi dell'Unione Europea. Quindi passare improvvisamente da 80 a 0 sarebbe un duro colpo. Un price cap generalizzato invece è una misura potenzialmente più efficace nel ridurre i costi dell'energia per gli utenti finali. Ma va studiata con attenzione. Ad esempio bisogna trovare un accordo con gli altri esportatori di gas nel mondo e il governo norvegese, principale fornitore dell'Europa, ha già espresso il suo scetticismo sull'idea. È importante anche evitare di penalizzare gli importatori che hanno contratti in essere con prezzi magari superiori alla soglia che sarà stabilita dal tetto. E soprattutto è davvero molto importante assicurarsi di realizzare un meccanismo che garantisca di continuare ad attrarre i carichi di gas naturale liquefatto, altrimenti andranno in Asia dove il price cap non c'è. Qualunque sarà la scelta, l'Unione Europea dovrà probabilmente affrontare alcune conseguenze indesiderate. Alla Commissione e ai ministri dei 27 il compito di trovare la ricetta migliore. E io dopo sto filmato mi arrabbio perché la prima cosa che dice, e che dice l'Europa, ovviamente chi comanda tutti questi stati, ci vuole tempo. Ci vuole tempo. È un'urgenza e ci vuole tempo. E la gente muore e ci vuole tempo. Sì, ma anche per non seguire chimere è una perdita di tempo, perché in un mercato globalizzato come quello che viviamo noi oggi, se tu decidi che poni un tetto al prezzo del gas e uno dice benissimo io lo vendo a un altro, cioè attenzione, l'Europa non è l'unico acquirente di gas al mondo, anzi ci sono superpotenze che sono molto più grandi di noi, che sono più energivore di noi e hanno bisogno di gas. Cioè, noi non abbiamo un potere contrattuale così determinante per decidere un prezzo, è questo che io trovo. Poi se ci riescono mi rimando tutto e sono felicissimo di farlo. E quindi cosa si potrà fare? Ma ripeto, allora, bisogna lavorare su due fronti. Nell'emergenza bisogna pensare a un piano regionale di intervento nell'emergenza. A medio e lungo termine bisogna pensare a un piano energetico vero, serio. Rinnovabili. Sì, ma fate veramente, non che per mettermi su un impianto fotovoltaico ne vuoi 44 permessi e adesso che c'è problemi con per esempio nella norma sul fotovoltaico che c'è problemi con le sovrintendenze. Cioè mica ho capito, ma vuoi che non riusciamo a trovare un sistema per far convivere la bellezza del nostro paese con il fotovoltaico? Sì. Dai, insomma, no, allora, non ti puoi fare l'eolico perché devasta i cose, non ti puoi fare il fotovoltaico perché c'è brutto. Ho capito, ma e allora decidiamo che siamo dipendenti dal mondo, ma non stiamo a dichiarare guerra. È questo che mi arrabbio, cioè, anch'io so che c'è un invasore e uno invaso, lo so perfettamente anch'io, ma allora delle due l'una,
O ti rendi autonomo e allora puoi anche dire mostrare i muscoli, ma mostrare i muscoli, quando non hai i muscoli da mostrare, il nuovo governo potrà decidere ovviamente che tutto ciò che impedisce la realizzazione di quello che sta dicendo lei, marcato la burocrazia, ne tolga un po'. Perché poi adesso il centrodestra ha dato quasi per sicuro vincente, a me che bisogna sapere il centro, chi sarà, ma la politica che vincerà e che governerà riuscirà a far questo, a togliere, perché tutti, io ormai sto diventando vecchietto, tutte le volte che ho fatto trasmissione politica vengono qui i politici, lei, Bisato e tantissimi altri, e tutti dicono qui in Italia la cosa più pesante è la burocrazia, poi vanno al governo e nessuno la toglie. Siamo al punto di privarsi, allora, guardi, io sono molto onesto, io ho rinunciato ad andare a Roma perché resto in Regione Veneto, non questa volta, la volta scorsa che mi era stato proposto di andare al Senato, ho detto no grazie, perché qua qualcosa posso fare. Là io non sono ottimista, però la sua parte bisogna esserlo per mandato. Però la sua parte politica c'è, e come c'è a Roma. Sì, ma è che poi quando arrivi là, parte tutti con grandi entusiasmi. Insomma, che vuoi provare? Governi di centrodestra, governi di centrosinistra, governi di unità nazionale, governo di tecnici. Sto paese, nei suoi parametri complessivi, nel suo rating complessivo, è migliorato negli ultimi 20 anni. No. Bisato è migliorato? Non so se sia migliorato o peggiorato, ho le mie idee, ma il punto è però, io con lei spesso c'è una dialettica sul fatto che sia sempre colpa del politico di turno. È colpa della politica, ma è colpa di un'idea di paese. Cioè, perché anche su questi argomenti qua, l'esempio che portava l'assessore è chiaro. Cioè, io non sto dicendo che sia colpa delle attività produttive, degli imprenditori o delle aziende. Io dico che la politica è la conseguenza diretta di dove spinge il paese. Non so se... Allora adesso, fra 20 giorni, avremo un nuovo governo. Se noi la volessimo semplificare dicendo ma in 3 minuti si risolve questa questione dell'energia, stiamo dicendo un falso. Stiamo tenendo buona la popolazione. No, bisogna non interromperla, perché tutti lo promettono. Bisogna usare parole tutti lo promettono, Bisato, tutte le parti politiche lo promettono. Bisogna usare parole di chiarezza. Finché non ci sganciamo dalla Russia con l'approvvigionamento del gas, come si fa? Bisogna andarlo a comprare dagli altri e lo pagheremo di più. O estrarlo noi altri anche. In parte quello, quindi far ripartire nel breve periodo, secondo me, secondo lui non lo so, ma io dico che nel breve, come dice una parte, bisogna ritornare al fossile. Qua a Fusina ribruciamo il carbone perché andiamo a produrre energia elettrica, ma non per sempre. Perché se è per sempre andiamo a finire dentro un'altra spirale. Invece noi dobbiamo renderci autonomi nel tempo che serve con le energie rinnovabili. È semplicissimo, no, ci vogliono 3 minuti, no, ci vogliono anni, sì, perché a Ravenna devono fare un rigassificatore, che vuol dire portare quelle navi che abbiamo visto con i bomboloni sopra, gas liquido da trasformare in gas, da buttare dentro i tubi. Buttare dentro nei tubi può essere che magari butto dentro anche il propano e il butano. Bisato, nel passaggio che ha fatto, che è corretto dal carbone a ritornare, abbiamo ovviamente la nostra politica che decide questo. E è già stato deciso questo, bisogna dirglielo, è già stato deciso. Ma noi non siamo lungimiranti nel ragionamento che lei ha fatto poc'anzi. Beh, non è il rigassificatore che ho fatto, però è. Sì, vabbè, però soddisfa pochissimo. A Piombino allora a Piombino te mettito contro tutto il comune, tutti i cittadini, tutte le rappresentanze sindacali, politiche e sociali, o trovi una soluzione di compromesso? La politica, io ho imparato nel mio piccolo, sono un umile servitore di Avigna, che bisogna mediare per trovare una soluzione. Questo sì, avendo un obiettivo lungo, ma mediare. Non vendiamo all'opinione pubblica per una volta, diventiamo responsabili, diciamo anche le cose, come dire, un po' storte, ma dicendo dove vogliamo arrivare. E non tutto se semplice in 3 minuti, 30 miliardi, 40 miliardi delle banche costruiamo. Dei regioni che fa e dei regioni che non fa una Madonna. L'Emilia Romagna, si è messo d'accordo tutti in quanti insieme, Veneto, così parlo di tutte e due.
così pare che non... In Veneto c'è un rigassificatore. A Ravenna hanno già raggiunto un accordo che ne faranno uno entro l'anno prossimo. Noi abbiamo il tasso di raccolta differenziata più alto d'Italia e siamo autosufficienti per quanto riguarda la gestione dei rifiuti. La Campania li manda in Turchia e dopo i turchi, se in cose ne vuoi più, li rimanda qua e dopo li manda in Austria. Cioè ragazzi, ma questa roba qua, ma perché? Perché la politica lo permette? No, lui dice perché non c'è l'autonomia. Allora l'autonomia bisogna domandare no, anche io sarei oltre, no, perché adesso Fratelli d'Italia no, voi chiaramente, quindi non ho l'autonomia mista. Non è l'autonomia, è perché noi siamo, vabbè, qui in Italia siamo però, direttore, sicuramente... qualcosa si potrebbe... Prima il signor Bisato ha aperto un argomento che è stato un po' sorvolato, interessantissimo, le rubo solo 30 No, lei può dirlo, ci mancherebbe. No. Ha parlato così in modo molto semplice della struttura del prezzo marginale dell'elettricità. Spero bene. L'elettricità che consumiamo non è fatta tutta con il gas, che è la materia prima che costa di più. Il 50%. Poi subentrano l'eolico, abbiamo detto, il fotovoltaico, che costano molto meno. Però il prezzo di questa elettricità lo determina il prezzo del gas. Voglio dire, questa è una regola che interromperla, se la politica può, non so, è una domanda. 8 giorni. 8 giorni e il prezzo dell'elettricità crollerebbe del 30%. Fermo, poi la politica può? Non lo so. Se non me lo dite voi politici, chi lo devo chiedere? Al mio regista? Chi lo chiedo? La politica può, il problema è che siamo sempre lì alle solite, sono sempre gli interessi di tasca, perché Piombino non è che non vuole il rigassificatore, perché bisognerebbe andare ad analizzare il bene e il perché. Vi voglio ricordare l'incidente di Livorno. Sì. Piombino sta chiedendo delle garanzie allo Stato, che lo Stato non dà. Ma è la dialettica solita. Cioè, lo so, è la dialettica con mille cose, si può promettere. Con le autostrade. Cioè, è sempre, cioè, a un certo punto la politica deve decidere. Bravo. Punto, garanzie o garanzie, che va a farlo? Basta, chiuso. C'è un altro posto dove lo si può fare così in breve tempo? No, basta. Passi sopra anche alla volontà, a capire. Cioè, dopo ci deve essere un tempo per il dialogo con le comunità locali. Sempre, io sono sempre per... Ma non può essere un tempo infinito. Perché io ho avuto a che fare con comitati e dopo un anno di parole veniva fuori guarda e dice perché Marcato non ha ascoltato il territorio. Un anno. Cioè, perché ti vanno bene la definizione di ascolto del territorio? Cosa sono? 20 anni? Marcato, qui si ascoltano anche le minoranze delle minoranze. Ma sempre, cioè, voglio dirle, ho capito il rispetto. Qual è il limite che ci basta che lo Stato e la politica un giorno si alzi quando va a Roma e dica 2 punti, i comuni sotto i 5.000 abitanti non sono più comuni. Punto. Cominciamo da qui. Il problema dei comuni a 20.000 abitanti è già diverso, almeno si uniscono. Io ne toglierei che 10.000, allora diventerebbe più città metropolitana con più potere anche nei confronti del mondo, dell'Europa. No, ma il territorio va ascoltato sempre. Però ci deve essere un tempo dico questo perché ognuno qui in Italia, nel ragionamento che ha fatto di Piombino e lei... Ma quant'è che andiamo avanti con Piombino? No, è che ognuno vuole curare il proprio orticello e non guarda le prospettive. Questo è il concetto vero. Prego, no, dice di no. Hanno paura del turismo, lì stanno sviluppando il turismo a Piombino, hanno paura di una ripercussione in quel lato lì. Sì, ma l'Italia è tutta turistica, però cioè dove la facciamo? Il dottor L'Italia è Valerio tutta bella, è tutta turistica, complesso, non ha una risposta semplice, questo è il punto. L'intelligenza della politica è quella di riuscire a trovare soluzioni che dove possono convivere la struttura tecnica, tecnologica di un'energia rinnovabile e la bellezza del nostro paese. Certo. Quella sta l'intelligenza delle persone. Nella bellezza del nostro paese, che fanno tutti riferimento, a Marghera, vicino alla più bella città del mondo, hanno costruito quel po' che c'è, che vede che è orribile, e l'hanno costruito e nessuno ha parlato, che è orribile, di fronte a una delle città... Hanno parlato, ma erano altri anni, non c'era il comitato, nessuno ci pensava, l'ambiente a questo peraltro, non è che andiamo a riprodurre lo stesso schema. Cioè la questione c'è una mediazione possibile tra la transizione ecologica e la tenuta sociale ed economica di un paese? Secondo me c'è. Ad esempio, la questione dei tetti. È chiaro che su un tetto, arrivo all'idea di dire che anche in un centro storico
a parte forse il Colosseo, per il resto può starci su ogni tetto un pannello fotovoltaico, faranno quelli nuovi di nuova generazione. Oggi c'è la tecnologia, iniziamo da tutte le zone industriali. Allora dico, la proposta l'ho fatta prima. Lo Stato, e se vuole trasversalmente, scusa, non voglio interrompere, quindi prego, completa. Dicevo, diamo degli incentivi all'energia che... Ma facciamo diventare strutturali queste cose, è durato 2 o 3 anni e poi basta, facciamo diventare strutturale in maniera tale che vogliamo gli imprenditori a mettere sui pannelli fotovoltaici sulle coperture. Questa è una delle cose che bisogna detrazione al 100% dal reddito d'impresa, cioè se vuoi, basta 4 tecnici che si metta. Ma non ci sarebbe neanche bisogno per le case, voi andate a Sottomarina, arriviamo a Sottomarina, c'è un edificio industriale, un bellissimo tetto, infatti, sì. Tutto... ma è più bello fotovoltaiche per il sole, è che le tecnologie esistono. Certo, quindi la speranza è chiaro che un'acciaieria non può andare col tetto fotovoltaico, però tutte il resto riescono a dare una risposta. Io ho l'impressione che al di là del nostro discorrere sano ci sia tutto un mondo imprenditoriale, ne ho avuto esperienza già stasera nel parlare, che si sta già facendo girare le rotelline, e che in qualche misura l'ingegno italico del medio, del piccolo, ci porterà fuori da sto tunnel. Sarà dura, perché non voglio passare nemmeno come la il Covid, avevamo iniziato con lei col Covid, non ancora usciti. Per paradosso lei ci invitava sempre a dire che c'erano troppi sussidi nel momento del Covid. Ma se l'Italia si è salvata meglio di altri, è perché lo Stato ha messo risorse e ha fatto debito. Sì, ma non mi faccia se non volevo mettere in bocca niente. No, ma non l'ho mai detto. Ho detto che lo Stato deve dare. Ho detto che lo Stato deve dare soldi. Non lo inviti più. Ha invertito le cose, ma il signor Maggia non lo inviti più. Io firmo sotto che andiamo a vedere invece. Come consumatori, alla fine, scusi, alla politica, io timidamente provo a chiedere, ma tra ottobre, novembre, dicembre adesso, cosa può succedere, voglio dire, che possa andare incontro ad aiutare veramente le famiglie che non ce la fanno con questi prezzi? Soldi, bollette. Qui una soluzione bisogna trovarla. L'IVA, qualsiasi cosa. Abbiamo visto che mettere un tetto al prezzo del gas, anche io penso sinceramente sarà impossibile. Perché gli interessi dei paesi che concorrono a dover trovare questa soluzione sono molto diversi gli uni dagli altri. L'Olanda non solo ha sede la borsa, ma è anche un esportatore del gas. La Germania, abbiamo detto, ha dei contratti molto personalizzati. Quindi si fa come col Covid, si dà i soldi alla banca invece che darli direttamente alle aziende, poi la banca ne dà alle aziende, se le aziende dimostra che può dare la copertura, è tutta sta giostra che vediamo nella vita, e prendono sempre i soliti. Sotto una certa soglia è chiaro che lo Stato deve intervenire. Interviene, però poi dà dei soldi non direttamente alle aziende come per me doveva fare le famiglie devi mettere in bolletta. Ma cosa dà lo Stato? Darà 80 euro, 100 euro al mese? Sì, come i 60 euro dell'autobus, dell'abbonamento. Devi intervenire sulla bolletta energetica direttamente. Assolutamente. Per i casi quelli più... Che la bolletta la paghi direttamente lo Stato. Lei ha parlato del distributore, in questo momento lo Stato mette 30 centesimi a litro, no? Bisognerà fare un'operazione simile sue bollette sotto una certa soglia. E allora andiamo a vedere le bollette dal 2020 al 2023 di quanto sono aumentate. Iniziamo con quelle del gas, così vi rendete conto e così vedete. Guardate, nel 2020 dunque costava 785, nel 2021 1162, oggi nel 2020 è il più 48%, nel 22 1516 più 93%, oggi 3052 più 289%. Ma mi domando, scusate perché uno vede questi numeri, si arrabbia un po', mi domando, e tutti stanno zitti? Perché sì, c'è qualche protesta, perché ovviamente, però anche chi ha la possibilità di pagare sta zitto e diceva sì, se ne frega, pago, però mi sembra tutto... direttore, mi scusi, centinaia di telefonate di gente che si lamenta. Ho capito, però, ovviamente, però mi sembra un aumento logico. No. Ma non lo so. Andiamo a vedere invece per quanto riguarda la luce.
È molto chiara questa tabella. Nel 2020 costava 542 euro, all'anno ovviamente, nel 2021 802, nel 2022 1042, oggi la luce costa 2240, più 308% dal 2020. Mi domando di nuovo e ridico di nuovo se è così. E in virtù vediamo anche, ce la portate le bollette che paga ovviamente Alessandro Mollon, che è un imprenditore. Adesso ne andiamo in onda e facciamo vedere con la grafica, ce le spiega lui direttamente se riesce a leggere, perché io non riesco a leggere da lì. No, non ce la faccio a leggere, comunque le posso dare, le do, le porto io, guardi così, eccolo qui. Ce la vuole spiegare lei? Allora, questa è una bolletta di luglio 2021, è un importo di 9.000 euro. E fa riferimento a un trimestre? No, fa riferimento a un mese, mese di luglio, sì. Il mese di luglio del 2022, 10.000 per semplificare. 10.000 per semplificare. Nel luglio 2022 è passata a 50.000 euro. Ora, qua c'è un aumento di 5 volte, in realtà su base anno è un aumento di 3 volte e mezza. Però la cifra che io dovrò pagare è 50.000 euro, quindi un aumento di 3 volte e mezza su base annua. E il suo fatturato non è quadruplicato. Esatto, il mio fatturato non è aumentato di 3 volte e mezza rispetto al 2020. Quindi i consumi più o male sono quelli. Sì, quindi cosa pensiamo di fare? O investiamo su nuovi macchinari con consumi energetici inferiori, o appunto pensavamo all'impianto fotovoltaico sulla copertura. Però un impianto fotovoltaico sulla copertura, abbiamo chiesto l'accesso al bando energie rinnovabili, ma non abbiamo ancora risposta dal Ministero, da Roma, non ci ha dato risposta, dovevamo attendere la risposta in luglio. C'è adesso il fatto del governo, prendono tempo anche in tutto e per tutto. Ho capito, però noi dobbiamo trovare una soluzione a breve, non dobbiamo aspettare non parlate le decisioni del governo. Per alta voce, perché chiedeva che cosa produce. Noi facciamo carpenteria metallica, taglio laser, lavorazione della lamiera, quindi laser, saldatrice a filo, esattamente, queste robe qua. Sì. Quindi siamo un'azienda energivora, insomma. Cosa potrà fare? Mercato, se non paga la bolletta? Potrà chiedere alla Regione, perché ci sono i fondi del sviluppo, e queste operazioni qua fino a capienza sono finanziabili. Però quando si renderanno conto di quante domande stanno arrivando, purtroppo, ma non per cattiva volontà, ma dovranno fare i conti. È sempre questione di programmazione, di immaginare che cosa succederà, non domani, dopodomani, dopodomani ancora. Nel 2011 la provincia di Padova era il distretto di prestigio del fotovoltaico. Con una sciocchezza che hanno fatto, all'epoca era Berlusconi, hanno fatto un contratto per il gas che ovviamente aveva bisogno che il fotovoltaico venisse accantonato ed è scomparsa però la Valerio, filiera. Io vado nel pratico, mi risolvo questo problema di Mollon che deve pagare. Sì, ma allora lei ha ragione, lei sta facendo il suo lavoro ed andare sul pratico, ma andare sul pratico vuol dire, vedremo cosa succede qua e là, le famiglie chiaramente dovranno essere aiutate, ma non è che dovranno essere aiutate per i prossimi 10 anni, perché se noi sentiamo i conti che fanno, dicono per coprire queste spese in più serviranno 100 miliardi di euro. Non sarà così, perché non si può proiettare nel futuro degli anni quello che è contingente adesso. Adesso bisognerà vedere che cosa succede. Lui parla di energia, ma il metallo, di quanto l'avevate? Il metallo? Io lo so, che costava il 100%, è aumentato l'anno scorso in pochi mesi. Le aziende hanno assorbito aumentato anche cosa. del 400%. Ma sì, ecco appunto. Quindi, non del 100%. Bisogna mettere a punto tutta una serie di strumenti e quelli verranno di sicuro messi a punto, ma bisogna da subito cominciare a fare programmazione
seria, e anche i tempi non sono lontanissimi, voglio dire, perché adesso per fortuna i pannelli fotovoltaici ci sono, non sono italiani, sì, ma Valerio, ma si trovano. Mi scusi Valerio, deve pagare la bolletta, e se non hai i soldi... Ho capito che deve pagare la bolletta. Allora mi scusi, se non hai i soldi va da Marcatola in regione, che ha detto dei soldi la regione da poter dare un contributo a queste aziende. Ma non esiste, ma stiamo mettendo in discussione l'impianto. Ma no, ma io le chiedo, lei ha detto che in tempi brevi, però non so se lei ha un'attività, però se lei ha un'attività... certo che ce l'ho, e pago le bollette. Ecco, paga la bolletta. Allora a un certo punto oggi nell'attività aveva un costo sull'energia, faccio un esempio, di 10.000 euro. Oggi si trova lo stesso costo a 60.000. I suoi bilanci nell'azienda erano per 10.000 euro e i 60.000 non li ha. Cosa fa? Allora, vedete in generale. Questa domanda qua, che è legittima, è per domani mattina. Ma se noi dobbiamo immaginare di avere una società nella quale ci saranno queste sproporzioni, vorrà dire che dopo domani mattina noi non mangeremo, non ci copriremo, non andremo in automobile, non andremo in bicicletta. Valerio, questo non è possibile, quindi bisogna ragionare in termini nel ragionare è bello il suo ragionamento e ci sta, però il signor Molon deve pagare la bolletta, e se non ha i soldi la deve pagare domani, perché gli staccano il gas o la corrente. Sì. Quindi non avendo la possibilità, perché nei suoi bilanci aveva calcolato che pagava 10.000 euro, oggi se ne trova a pagare 60.000, la prima bolletta la paga perché li ha, la seconda non li ha più. Cosa deve fare? Ho capito che fra un anno, 6 mesi le cose si sistemeranno, oggi lui deve pagarlo, e se non la paga arrivano e premendo un pulsante gli tolgono tutto. La domanda: cosa deve fare in regione? Va in regione a chiedere un prestito, va in banca, cosa deve fare? Mi aiuti questo, cioè, io questo me la mette sull'atto pratico. Questo lei dovete trovarmela. No, lo so che allora, perché Valerio fa un bel discorso, però succede che domani Molon e Boldrin chiudono le Saracinesca perché pagano la prima bolletta perché li hanno messi nel salvadanaio, la seconda pure, la terza non li hanno più, e chiudono Baracca e Burattini. No, bisogna aiutarli. Noi, certo. E chi li aiuta? Ma non succederà così. E vedrà che succederà così. Ma no, perché lei è convinto che non chiudono aziende? Sì. È da dicembre che mi arrivano... Scusa, prego. Perché già le materie prime sono schizzate, componentistica. No, ma glielo spiega Valerio, non me lo spiega, perché chiudono. Il sentore delle aziende è un anno che ne parliamo. Il sentore che le aziende chiudono c'è, è quello che mi fa star male, che lo Stato ha detto faremo cassa integrazione, ma chi cavolo la paga quella cavola di cassa integrazione? Siamo sempre noi contribuenti che la paghiamo, quindi non è quella la soluzione. Questi problemi qua vanno affrontati e risolti. Il problema è che qua bla bla bla. Io sto cercando di capire come vanno risolti in tempi brevi, perché se la cosa, come diceva Carlo Valerio, sarà una cosa di breve tempo, cioè un anno, 2, poi le cose ritorneranno, auguriamoci, nella normalità. Io qui ho sempre molti dubbi. Breve adesso ho sempre molti dubbi. Non è in approvazione il decreto aiuti bis. Uno da 17 e uno da 13 nel breve, quello si va. Guardi che adesso, perché sembra che sia tutto... Ma senza me lo dice dopo la pubblicità. Nei 2 anni... Me lo dice dopo la pubblicità, bene, do tutto il tempo che merita questo suo ragionamento, tra poco.